tornati in diretta con Focus TG. Buongiorno da Sharon Di Carlo e Alex Giuliano. Come sempre il nostro sarà un viaggio tra le news del territorio. Rimarremo qui a Bassano con tante nuove notizie, ma ci sposteremo anche a Padova, a Vicenza, a Treviso e a mezzogiorno un appuntamento importante. Assolutamente, come vedete in sovraimpressione tra poco la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, che farà il punto da Palazzo Balbi sia per quello che riguarda la situazione Covid che la stretta attualità, quindi si parlerà anche dell'emergenza umanitaria per quello che riguarda l'arrivo dei rifugiati ucraini nella nostra regione. Sharon. Sì, però Alex, anche oggi apriamo con la cronaca nera. Apriamo con la cronaca nera, purtroppo dando un'altra notizia, o meglio riportando un'altra notizia, il tragico incidente a Portogruaro che è costato la vita a Francesco Longo, finanziere, 35enne in servizio a Mestre. È uscito di strada, poi lo schianto contro un albero e l'auto ha preso fuoco. Ieri sera verso le 21:30 lungo la Triestina Lison di Portogruaro all'altezza di via Acquanera. Non c'è stato scampo per Francesco Longo, 35enne in servizio al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia. Quando i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e all'ambulanza, sono giunti sul posto, hanno trovato il suo corpo carbonizzato. Dopo i rilievi e gli accertamenti, anche attraverso un frammento della targa, i carabinieri di Portogruaro sono riusciti a risalire all'identità. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma al vaglio ci sono varie ipotesi. In quel tratto di strada c'era nebbia a banchi che potrebbe aver influito sulla visibilità. Oppure il 35enne potrebbe essere morto per l'impatto, nell'incendio o per un malore. Francesco Longo aveva prestato servizio per 7 anni come maresciallo capo nel nucleo di polizia economico-finanziaria di Udine. Poi, dopo aver vinto un concorso interno, era passato alla sede di Roma Castelporziano, dove era stato nominato sottotenente. A ottobre dello scorso anno il trasferimento a Venezia, presso la sezione verifiche complesse, dove si è fatto apprezzare per professionalità, serietà e la grande competenza riconosciuta da tutti i colleghi. Figlio di un ufficiale della Guardia di Finanza, lascia la moglie, anche lei maresciallo capo, e 2 bimbe di 7 e 6 anni, residenti a Udine. Sembra che fosse andato a trovare i genitori, poi rientrando nella caserma di Mestre l'incidente. La Guardia di Finanza di Venezia e Udine si stringono intorno al dolore della famiglia. E ora ci spostiamo a Treviso, in particolare ad Arcade. Muore a soli 30 anni per un malore improvviso. Aveva appena finito di pranzare, si stava preparando per andare al lavoro. Poi la tragedia in camera da letto, nella sua abitazione di Arcade. Un malore improvviso le ha fatto perdere i sensi e in pochi istanti l'ha uccisa. La terribile scoperta da parte della mamma, che non la vedeva scendere. Subito ha dato l'allarme, chiamando sul posto i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimare la trentenne si è però rivelato inutile. Michela Contra è nata con un problema cardiaco congenito risolto a 9 anni grazie all'impianto di un pacemaker. Diplomata all'Istituto Besta di Treviso, aveva lavorato come operatrice sociosanitaria nelle strutture dell'ISRA prima di spostarsi nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Conegliano nella primavera del 2020, proprio all'inizio dell'incubo della pandemia Covid. Amici e colleghi ora sono sconvolti, la ricordano come una persona solare e disponibile con tutti. Prima di fissare la data dei funerali di Michela Conte, gli inquirenti stanno valutando se disporre o meno l'autopsia sul corpo della giovane. E adesso torniamo a parlare, Sharon, del lunedì di sangue sulle strade del Veneto. Andiamo a ripercorrere e a darvi tutti gli ultimi aggiornamenti sull'incidente che vi abbiamo raccontato proprio ieri mattina nel Padovano, con la morte di una 37enne per un incidente appunto in tangenziale. Sullo schianto è stata aperta un'inchiesta. Sono bastati pochi istanti per distruggere la vita di una famiglia, una frenata non riuscita in tempo e il camion che schiaccia la macchina contro il guardrail provocando un tamponamento a catena. Ha perso la vita così Laura Lazzaro, la mamma di 37 anni, vittima del tremendo incidente stradale che ha bloccato per quasi tutta la giornata di lunedì un tratto di tangenziale a Padova.
Gli agenti della polizia locale hanno lavorato per ore per effettuare i rilievi e sgomberare la carreggiata dalle centinaia di pezzi di lamiere contorte. Lo schianto è avvenuto intorno alle 8:30 del mattino, un orario di punta. Le auto sono in coda. All'improvviso un camion Volvo non si accorge delle macchine ferme e tenta di frenare all'ultimo secondo. L'impatto con la Renault Clio di Laura Lazzaro è inevitabile. La donna che stava andando al lavoro muore sul colpo, schiacciata tra le lamiere e il guardrail. Nell'impatto vengono coinvolti un furgone Iveco, un'altra auto e una betoniera. Il bilancio parla anche di 3 feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre un'ora prima di liberare il corpo della 37enne. I medici del SUEM ne hanno dichiarato la morte. Laura Lazzaro, originaria di Lozzo a Tessino, viveva da qualche anno a Tre Ponti di Teolo con il marito e il figlio di 4 anni. Il pianto dell'uomo arrivato sul luogo dell'incidente ha squarciato il silenzio della tangenziale chiusa. Ora dovrà spiegare al suo bambino che la mamma non c'è più. Strappata alla vita mentre stava andando felice al lavoro, un lavoro che stava diventando stabile e non più precario. Sullo schianto mortale sarà aperta un'inchiesta per capire le responsabilità del conducente del tir che ha causato il tamponamento. Il 40enne padovano è stato anche sottoposto all'alcol test. Alex, rimaniamo nelle strade venete, andiamo a Marghera dove un tir è uscito di strada rovesciandosi all'interno di una rotonda. Attimi di paura questa mattina all'alba quando un'autocisterna si è completamente capovolta all'interno della rotonda a Marghera nei pressi del centro commerciale La Nave de Vero lungo la Romea in direzione Chioggia. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per mettere in sicurezza la zona. A guidare un 45enne bosniaco rimasto incastrato nella cabina di guida. Per ragioni ancora al vaglio, l'uomo ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e rovesciandosi. È stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti poco dopo sul posto con un'autopompa, un'autobotte, l'autogru e successivamente il nucleo NBCR, nucleare biologico, chimico, radiologico, con 12 operatori. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e con cesoie, divaricatori e martinetti idraulici sono riusciti ad estrarre il 45enne che a quel punto è stato preso in cura dal personale del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale. Nel frattempo il personale del nucleo NBCR insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale ha lavorato ore per mettere in sicurezza la cisterna che comunque era vuota per poi provvedere alla completa rimozione. E adesso nel ricordare insomma tutti i nostri telespettatori che fra poco cederemo la linea al governatore Luca Zaia da Palazzo Balbi per la sua consueta conferenza stampa nella quale farà il punto della situazione Covid e di tutto quello che riguarda la stretta attualità. Noi, Sharon, continuiamo con la cronaca. Ci spostiamo nell'Alta Padovana, zona di Tombolo, San Martino di Lupari, perché insomma da ieri sono state ore di grande apprensione, di grande preoccupazione perché è scomparsa una donna di 47 anni. Viveva da qualche giorno con la figlia a Tombolo, Lorena Itilendi, insegnante di 47 anni. Ieri nella tarda mattina si è allontanata dall'abitazione a piedi, sembra senza documenti e senza cellulare e da quel momento di lei si sono perse le tracce. Ore di grandissima apprensione tra Tombolo e San Martino di Lupari per questa donna. Proprio alla stazione dei Carabinieri di San Martino di Lupari i familiari si sono presentati nella serata di lunedì per sporgere denuncia di scomparsa e da quel momento sono scattate le ricerche. Su invito delle forze dell'ordine, le amministrazioni locali stanno diffondendo la foto della donna anche sui canali social. I carabinieri nel frattempo si stanno concentrando sulle aree conosciute da Lorena Itilendi e da lì allargheranno il campo di ricerca. Probabile l'apertura del COC nei 2 municipi. Nel frattempo, chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare immediatamente il 112. E venerdì i funerali del 22enne di Castelfranco stroncato da meningite fulminante. Una fiaccolata per ricordare Marco. Stasera gli amici di Salvarosa e della Virtus Castelfranco, la squadra di calcio a 5 dove aveva giocato, si stringeranno attorno alla famiglia del 22enne ucciso dalla meningite fulminante in poco più di 2 giorni. Il ritrovo alle 21:15 al campo sportivo di Salvarosa. Nel frattempo è arrivato il via libera ai funerali che si terranno venerdì 1 aprile alle ore 15:30 al Duomo di Castelfranco. La scelta è dovuta al fatto che si attendono tante persone per dare l'ultimo saluto al ragazzo e la chiesa di Salvarosa non avrebbe potuto contenere tutti. Gli omaggi allo sfortunato giovane superano anche i confini della Marca.
Innocente era un grande tifoso del Milan. La segreteria dei club che supportano la squadra rossonera ha chiamato la famiglia annunciando che Marco sarà ricordato con uno striscione in occasione della partita Milan-Bologna, che si giocherà lunedì prossimo alle 20:45 a San Siro. Infine, Marco è stato ricordato anche nella scuola di Treville, dove fino a gennaio era stato un insegnante supplente molto amato dai bambini. Quello era il percorso che aveva scelto per la sua vita, laurearsi in scienze della formazione primaria, prima che la malattia lo strappasse alla famiglia e alla comunità. E adesso piccola pausa pubblicitaria in attesa di tornare in diretta con voi. Saremo in diretta fino alle 13:30. Vi dobbiamo raccontare ancora tutto quello che riguarda gli ultimi aggiornamenti dell'incendio che ha interessato l'altopiano a Foggia. Tante notizie di cronaca, la conferenza stampa del governatore a fra poco. Bentornati in diretta con il nostro Focus TG. Alex, ricordiamo un appuntamento importante tra poco. Ricordiamo veramente che tra pochissimo, questione di qualche minuto, cederemo la linea al governatore Luca Zaia per la sua conferenza, il suo punto stampa. C'è movimento, sono già tutti pronti i giornalisti a Palazzo Balbi, quindi manca... Noi li vediamo. Fidatevi che ci sono. Eccolo qua, la nostra regia è sempre pronta a darci il supporto necessario, quindi vedete che insomma c'è movimento. Sharon, però il governatore farà il punto non solo sulla emergenza relativa ai profughi ucraini e l'accoglienza nella nostra regione, ma parlerà anche di Covid e allora ne approfittiamo per darvi qualche informazioni di servizio, la vogliamo definire così, anche se oramai siete sempre sul pezzo, chi ci segue, siete in tanti, sapete professionisti che oramai non vi sfuggono le nostre informazioni e i nostri consigli. In questo caso chiedo alla regia di mandare in onda la tabella che vedete appunto in sovraimpressione. È una tabella dove riepiloghiamo un attimino che cosa succederà dal 1° di aprile, quindi finito lo stato di emergenza. Siccome si continuerà a parlare di Covid e si continuerà a parlare di Green Pass, Sharon, che cosa non ci sarà più dal 1° di aprile? Allora, prima cosa, non si riunirà più il comitato tecnico scientifico, Alex. Partiamo da qua. Partiamo da questo, quindi non sentiremo più parlare, speriamo mai più, di CTS, il cosiddetto l'acronimo di comitato tecnico scientifico. E poi, Sharon? E poi cessano i poteri emergenziali del capo della protezione civile, per esempio. Cessano i poteri emergenziali e non opererà più, ma questo lo sapete, insomma, il commissario straordinario, quindi non ci sarà più il generale Figliuolo, insomma, a coordinare l'emergenza Covid. Andiamo avanti con tutto quello che appunto succederà dal 1° aprile. Abolito il sistema dei colori, questo Alex finalmente, perché questa quindi non Italia arcobaleno. non sentiremo più parlare di zona rossa, gialla, arancione, bianca. Finiti i colori, il Green Pass base non sarà, quindi ricordiamo Green Pass base, quindi non il Super Green Pass. Il Green Pass base non sarà necessario per uffici, negozi, banche e poste. Questa è un'indicazione importante, quindi per accedere in questi locali pubblici, uffici pubblici, negozi, banche e poste, non servirà più il Green Pass. E il Green Pass non servirà neanche più sui bus e mezzi di trasporto locale. Esattamente. Prima obbligatorio, per il trasporto locale adesso non serve più, per le tratte a lunga percorrenza invece il discorso è diverso. Cambia. Andiamo avanti. Non servirà il Super Green Pass per invece la ristorazione al chiuso, al banco o al tavolo. Basterà il Green Pass base. Quindi anche in questo caso novità importante, un cambiamento più che una novità, un cambiamento importante per gli esercenti. No Super Green Pass per la ristorazione al chiuso, al banco o a tavolo, quindi basterà, come dicevi giustamente, il Green Pass base. Per quello che riguarda, tu che sei un'appassionata di sport, sei una sportiva, io di sport ne parlo ma purtroppo non lo pratico. Non lo pratichi? Non lo pratico. Per quello che riguarda lo sport, si potrà tornare finalmente al 100% in stadi, palazzetti e in strutture. Quindi 100% di capienza. Questa è una considerazione importante anche perché insomma a noi che abbiamo una redazione sportiva attiva, insomma, che si occupa giornalmente di raccontare lo sport dilettantistico, sono arrivate tantissime email di critica nel corso di questi mesi in cui insomma si diceva che è stato un po'
proibito ai genitori e quant'altro di andare Certo. a seguire i propri figli, i bambini che praticano sport negli stadi e nei palazzetti, proprio per le capienze ridotte. Invece capienze al 100% e niente quarantena, altra cosa importante, niente quarantena per chi è entrato in contatto con un positivo. Questo, Sharon, è quello che non ci sarà più, quindi tutto quello che abbiamo detto lo vedete nella colonna di sinistra con i bollini blu. Tutto questo non ci sarà più a partire dal 1° di aprile. Le regole in vigore, bollini quelli rossi, che cosa ci dicono? Dunque, ci dicono avvio dell'unità operativa antipandemia fino al 31 dicembre, Alex. Questo è diciamo una sorta di sostituto del Comitato Tecnico Scientifico, del Commissariato Straordinario, insomma ci sarà comunque un'unità operativa antipandemia fino a fine anno. Resta in autoisolamento, Sharon, questa è una cosa importante da ribadire a tutti i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori, resta in autoisolamento solo chi ha contratto il virus fino a tampone negativo dopo almeno 7 giorni, 10 per i non vaccinati. Lo ripetiamo un attimo. Vai, ripetilo Alex, ripetilo Quindi, chiaramente. Autoisolamento solamente per chi ha contratto il virus, quindi per chi è positivo, fino al tampone negativo dopo almeno 7 giorni, 10 per i non vaccinati. Chi invece ha avuto contatti con un positivo va in autosorveglianza per 10 giorni per uscire e andare a lavoro con mascherina FFP2. Esattamente, quindi potrà uscire, potrà andare al lavoro con la mascherina FFP2 chi ha avuto contatti con un positivo, cosa che sappiamo che prima insomma non era così nella fase acuta dell'emergenza. Adesso quindi se abbiamo contatti con un positivo e chiaramente non riscontriamo i sintomi da Covid, possiamo tranquillamente uscire e andare al lavoro con la precauzione di indossare la mascherina FFP2. Ci fermiamo qui però, tutto il resto riguardo al Covid ne parlerà adesso il governatore Luca Zaia. Lanzarin e Bottacin, perché oggi ho pensato di farvi dare un aggiornamento anche di quello che sono le misure che stiamo portando avanti, e parlo dell'assessore Lanzarin rispetto al Covid, no? Perché un po' come si può dire, ci siamo persi per strada, no? C'è il tema dell'evoluzione delle restrizioni, siamo prossimi al 1° di aprile, ormai manca ore, e quindi il riferimento del codice. E poi penso che sia doveroso, l'assessore Bottacin ci dà un aggiornamento di una settimana di focolai, di incendi, di casini che abbiamo avuto al Veneto, che è un Veneto ormai fumante da 7 giorni, e quindi anche su questo fronte volevo che vi fosse dato un aggiornamento diciamo assolutamente puntuale. Allora, nell'economia dei tempi, facendo in modo che il vostro lavoro non si complichi, direi andiamo per gradi. Il bollettino doveroso Covid, non perché ci siamo innamorati del Covid, perché comunque c'è un'evoluzione, c'è un cambiamento in corso, sia a livello locale che internazionale. E poi l'emergenza ucraina, vi do 2 dati, vi do l'aggiornamento di quello che è oggi la presenza dei profughi, e infine i 2 assessori. Allora, velocemente, i tamponi molecolari sono ad oggi 9.586.000 e quelli rapidi 19.970.000. Vuol dire fondamentalmente che stiamo galoppando verso i 30 milioni di tamponi, siamo a 29.556.000 tamponi. Ripeto sempre, siamo quelli che ne hanno fatti anche più della Corea. Ovviamente il dato è sempre riferito all'abitante. Positivi nelle ultime 24 ore, quasi 10.000, 9.649. Vedete che l'impennata c'è. E come sono cosa significa avere 9.649 positivi? Esattamente questo. Li abbiamo intercettati con quasi 100.000 tamponi, sono 98.858. L'incidenza è 9,76%. Siamo ancora la regione a livello nazionale, lo vedrete anche nel bollettino che vi arriva sempre il pomeriggio, per percentuale di positivi sui tamponi, se non la più bassa a livello nazionale, tra le 3 più basse ogni giorno. Il numero di positivi in totale sono quasi 1,5 milioni, 1.475.000.
sono esattamente i positivi che abbiamo intercettato con i quasi 29 milioni di tamponi, con i 29 milioni di tamponi e mezzo, quei quasi 30 milioni di tamponi. Qua stiamo parlando di 25 mesi, dal 21 febbraio 2020. Positivi di oggi, cioè coloro che sono in isolamento, sono 76.482. Se ricordate abbiamo toccato una punta minima, diciamo in questo periodo minima, parola grossa, insomma siamo scesi fino a 55.000, adesso siamo risaliti, del resto 6-9.000 positivi in un giorno, questi vanno tutti in isolamento. Ricoverati totali, questo è il dato che dobbiamo valutare, 849 più 46. Sono tutti in area non critica, perché lo vedete subito, vi faccio vedere il dato esploso così vedete. Terapia intensiva è -1, area non critica più 47. Vi ricordate che vi dicevo una settimana fa dobbiamo arrivare a fine marzo per vedere l'effetto di questi nuovi positivi? Eccolo qui. Ovvio che se andiamo via a questa velocità di una cinquantina al giorno, capite che comincia a complicarsi la storia. Allora, questi 47 chi sono? Sono pazienti che si sono mediamente infettati una decina di giorni fa, mediamente, poi c'è anche quello che si è infettato 24 ore fa, e sono pazienti che hanno magari anche delle comorbidità, e siamo sempre sul fronte comunque di un bilancio, voi ormai l'avete compreso quanto me, se non più di me, contagio, una decina di giorni, area non critica, e poi nel giro di un paio di settimane cominciamo a vedere qualche movimento in terapia intensiva. Ad oggi a terapia intensiva vedete che è a 56, quindi siamo ancora assolutamente a un dato accettabile. Terapia intensiva non Covid cresce, 3,95, vuol dire insomma, che si sta facendo un bel lavoro, perché in questo momento se sommate il 3,95 e i 56 di Covid siamo a 451 persone in terapia intensiva. Ma del resto voi riportate la cronaca tutti i giorni di incidenti stradali o di altro, molte delle storie che raccontate poi interessano anche i ricoveri in terapia intensiva. Totale di decessi 14.126, dimessi 31.000, quindi su 1,5 milioni di positivi 31.000 sono passati, diciamo, sono stati oggetto di ricoveri nei nostri ospedali, e di fatto gli altri 1.470.000 più o meno si sono curati a casa. Considerazioni. La stampa estera che leggevo in questi giorni dà notizie di un virus che si sta rimuovendo. C'è il caso Shanghai, però spieghiamolo il caso Shanghai, perché se leggete diciamo, le cronache che vengono riportate spesso dai giornali, diciamo, definiamoli specialistici, che si occupano di Covid, ci dicono che Shanghai ha 26 milioni di abitanti e che hanno fatto partire l'alert, sapete con quanti positivi? 2.600 positivi. Notizia di ieri del New York Times, 2.600 positivi, e hanno già deciso 2 azioni. La prima, lockdown ad macchia di leopardo, cioè quindi nelle zone più interessate, quindi dei quartieri per capirci. 2, tamponare i 26 milioni di cittadini. Il giornale diceva nelle prossime settimane, quindi hanno un programma di... Uno si può chiedere, ma allora se loro hanno 2.600 positivi su 26 milioni di abitanti, in Veneto ne abbiamo quasi 10.000 positivi su 5 milioni di abitanti, vuol dire che dobbiamo... No. Io immagino che il vero racconto e la vera narrazione di quello che è accaduto in Cina, diciamo nel 2019-2020, quindi Wuhan, noi forse la sappiamo ancora parzialmente, perché vedere una comunità così reattiva a fronte di un dato così basso di positivi su un dato così alto di abitanti ci fa capire che forse chi si scotta con l'acqua calda dopo ha paura anche della fredda. Forse un giorno capiremo anche bene cosa è accaduto. Di certo non bisogna abbassare la guardia. Il resto dell'idea che comunque noi il passaggio alla fase endemica lo dobbiamo fare, e lo si fa coinvolgendo i cittadini con il senso di responsabilità. Non possiamo
come si può dire, pensare ancora di avvocare a livello nazionale, diciamo, le scelte di dire mi metto la mascherina, non me la metto, eccetera, ma dobbiamo dare fiducia ai cittadini e far capire ai cittadini che il principio non è che è finito tutto perché le restrizioni sono finite, ognuno poi dovrà usare il buon senso. L'esempio che faccio è questo: non è proibito farsi il bagno in mare, giusto? Chiunque può farsi quando vuole il bagno in mare. Uno va nelle nostre spiagge e va in mare anche adesso, però nessuno ci va adesso, nessuno ci va a gennaio, perché nonostante non sia proibito sa che il rischio del costo-beneficio della nuotata in mare può essere una sincope, che ti viene male, che ti preghi l'influenza, una polmonite, eccetera. Il che vuol dire che le restrizioni vanno tolte e quindi la responsabilità passa in capo a noi singoli cittadini, che dovremmo avere l'accortezza di capire che il virus c'è ancora, e se non lo facciamo, questo buon senso non lo applichiamo perché pensiamo di essere forti, giovani e inscalfibili, lo dobbiamo fare pensando ai fragili, perché la vera sfida sono i fragili. Quando noi abbiamo il report dei decessi, premettendo che abbiamo avuto anche decessi di persone che stavano perfettamente in salute di 50, 55, 60 anni, tanto per dire, anche se sono casi limitati, la stragrande maggioranza delle persone che perdono la vita e finiscono in terapia intensiva hanno due caratteristiche: o sono non vaccinati, il non vaccinato ha 15 volte in più la possibilità di andare in ospedale, o sono persone che hanno altre comorbidità, cioè sono i famosi fragili, cioè persone che non possono permettersi di ammalarsi di Covid. Quindi io spero che una strategia sui fragili, soprattutto rispetto alla quarta dose, o quantomeno a delle, come si può dire, il fatto di metterli in sicurezza. Attenzione, io non sono un esperto, quindi non so se servirà la quarta dose o non servirà, ma comunque che qualcuno pensi che in questo paese i fragili dobbiamo mettere in sicurezza, cioè dobbiamo avere tutti un impegno etico, sociale di proteggere i nostri fragili, che sono ad esempio gli anziani. Se pensate, nelle case di riposo, poi l'assessore ve lo dirà, abbiamo una recrudescenza delle positività. Per fortuna sono ancora positività, diciamo, per certi versi, diciamo, da pauci sintomatici, quindi da cose non problematiche, però vedete che il virus attecchisce di più dove c'è fragilità. Questo ci preoccupa. E rispetto all'emergenza vi dico quindi che noi continuiamo a monitorare vaccini. Adesso siamo all'89,5% di veneti vaccinati, ovviamente con una campagna vaccinale che fondamentalmente è arrivata al fondo del barile, perché siamo considerati che facciamo 2000 vaccini al giorno, dei quali la quasi totalità sono booster, quindi vuol dire che prime dosi ne facciamo 150-200 al giorno. E fondamentalmente facciamo booster, cioè facciamo terze dosi. Non smantelliamo nulla, diciamo, la nostra strategia resta sempre quella che in base ai parametri, in base alla fase, voi sapete che abbiamo le famose 4 fasi, no? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Fase 4 non siamo mai arrivati perché vuol dire 6.000 pazienti, vuol dire essere al collasso con la sanità. Sta parlando sempre di ospedale. Noi abbiamo fatto una battaglia perché si uscisse dall'ottica di parametri che non vi ricordate, racconti, tutti questi ragionamenti. Finalmente, ormai da quasi un anno, abbiamo la classificazione in base all'ospedalizzazione. Quindi noi guardiamo l'ospedale per dire, se 10.000 cittadini positivi oggi non significano nulla dal punto di vista di ospedalizzazione, se fosse che potremmo paragonarli a 10.000 infetti da influenza che non si trasformano in 10.000 ricoveri ma sono in 30-40 ricoveri, dobbiamo prendere atto a questo punto l'incidenza come quella di un'altra patologia, diciamo, di natura infettiva. Se invece è esponenziale, come abbiamo visto dicembre 2020 piuttosto che primavera 2020, allora il discorso cambia. Lo spieghiamo a quelli che ancora non hanno capito qual è il problema. Non è che il problema non esiste o il Covid non è un problema, ma se mi dà esponenziale sull'ospedalizzazione, allora noi dobbiamo iniziare a preoccuparci.
Sul Covid vi do gli ultimi dati, sono RConT 1.12, ma a voi interessano due dati importanti. L'occupazione della terapia intensiva è al 2,7%, quindi siamo abbondantemente sotto, diciamo, la fase di passaggio di zona, che è il 10%, però devono esserci 3 parametri, vi ricordo. Tasso di occupazione area medica 8,8%, anche qui siamo sotto 8,8%, incidenza settimanale 930,8 su 100.000, 930,8 su 100.000. Ucraina, per andare velocemente. Allora, la situazione è sicuramente complicata. Due considerazioni ve le faccio dopo, intanto voglio darvi due dati. Noi calcoliamo che in Veneto ci siano in questo momento, vi do già un dato che finalmente stamattina si è riusciti a ricostruire, circa 10.000 persone ospitate, dei 17.583 tamponi. Cioè voi sapete che noi stiamo utilizzando la modalità del tampone per due finalità, quella sanitaria. Noi siamo, penso forse l'unica regione che ha reso l'obbligo per ordinanza l'obbligo del tampone, quindi abbiamo sicuramente un fatto di prevenzione, verificare lo stato di salute, quantomeno rispetto al Covid, di chi arriva. 17.583 profughi sono transitati e si sono sottoposti al tampone. Quanti restano in Veneto? Sono 10.000, di cui 6.000 sono ospitati da parenti, amici o in sistemazioni autonome, cioè si sono assolutamente arrangiati. 2.000 sono gestite dalle associazioni di volontari a costo zero, non prendono contributi. Gli altri 2.000 ne abbiamo 300 negli hub della regione, più o meno. Io ne ricordavo 3,46, ma è probabile che poi, voi sapete, i nostri hub c'è una permanenza molto, molto veloce. E 1.700 sono presso i centri di assistenza straordinaria. E queste sono strutture che ricevono il contributo, sono i famosi CAS, no? Cioè il riferimento per le prefetture. Allora, mediamente arrivano 400-500 persone al giorno. L'incidenza sui tamponi, anche qui, non è preoccupante perché siamo al 2,8%, cioè vuol dire che se arrivano 100 profughi, 2,8 sono potenzialmente positivi. Tanto è vero che vengono quarantenati, per fortuna che abbiamo dato vita a queste strutture di prima accoglienza e quindi riusciamo anche a provvedere agli isolamenti perché non potrebbero andare nell'ospitalità, diciamo, quella convenzionata. Allora guardate, il dato, quanti sono le donne e i bambini? E allora il dato è molto semplice perché le donne sono il 70%, considerate che a queste vanno aggiunti gli under 14 che sono fondamentalmente, vi faccio il calcolo, ci metto meno, sono quasi l'85% di donne e bambini. Sono tanti, Bambini sono l'85%? No. Fatto 100 i profughi, l'85 sono donne e bambini. Sotto i 14 anni. Sì, ovviamente i bimbi noi calcoliamo sotto i 14 anni. Abbiamo fatto 2.699 vaccinazioni, un 70% Covid, il resto sono vaccinazioni, insomma, che sono state richieste di altro tipo il polio e altre vaccinazioni. Ricordo che i veneti sono strepitosi, 5.118 veneti hanno offerto 11.780 posti letto. Quindi i veneti che hanno offerto posti letto alla comunità per l'ospitalità temporanea sono 5.118 veneti che hanno offerto 11.780 posti letto.
In questo momento abbiamo 666.891, quasi 667.000 euro, donati da quasi 3.000 persone. 667.000 euro donati da quasi 3.000 persone. Ricordo che se qualcuno volesse mettere a disposizione ospitalità, posti letto, anche per brevissimi periodi, c'è una mail ucraina @regione.veneto.it, ucraina@regione.veneto.it, oppure telefonare al numero verde della regione 800 della protezione civile, scusatemi, 800 990 009, 800 990 009. Ovviamente poi c'è l'IBAN per i versamenti per chi lo volesse fare, che si può, se voi lo ricordate negli articoli e nei vostri servizi vi ringrazio, e altrimenti è reperibile sul sito della Regione. Rispetto a questo, poi ho chiuso, vi ricordo che è in corso lo smontaggio e l'invio dal magazzino dell'ANA di Campiglia dei Berici del famoso ospedale. Sono 7 bilici dell'ospedale del Qatar che verranno appunto donati alla Protezione Civile Nazionale, che poi utilizzerà questo per eventuali soluzioni di prima emergenza, e comunque farà parte, ovviamente per l'Ucraina, ma farà parte della colonna mobile. Dico doniamo perché a noi l'hanno donato, quindi è nostro, adesso facciamo questo passaggio. Allora, ovvio che noi in questo momento siamo assolutamente fiduciosi rispetto a quello che sta accadendo a Istanbul, cioè è poco ma sicuro, nel senso che bisogna avere la totale fiducia nel fatto che io spero che esploda la pace, no? Come è accaduto forse all'86 a Reykjavik. Vi ricordate il famoso incontro in quel posto assolutamente ricordato da tutti per avere temperatura super bassa, dove ci fu l'incontro Gorbaciov-Reagan. Ecco, spero che Istanbul si trasformi veramente in una pagina di storia. Dalle agenzie e dalle notizie che si vedono nel durante sembra che ci siano i presupposti perché questo accada. Io penso che adesso sia fondamentale, l'ho detto la scorsa settimana, ho visto che qualcuno ha avuto da ridire, adesso vedo che lo dicono tutti e quindi lo dico anche con più tranquillità. Adesso non è più tempo di prove muscolari, soprattutto dialettiche, ma è tempo di lavorare per la pace. Giustamente ieri sera dicevo a un amico, neanche un pezzo di terra del vicino di casa riesce a comprarti se lo offendi tutti i giorni, perché alla fine per dispetto lo venderà qualcun altro, no? Quindi penso che sia fondamentale che si torni nell'alveo del canale della diplomazia, quella vera, che si facciano tutte le condanne senza se e senza ma per quello che è accaduto e per come si è mossa la Russia con Putin, ma ci mancherebbe. Però è fondamentale che adesso si punti per la pace. Penso che il Papa, guardate, non lo dico per posizioni bigote, mi conoscete, ho un approccio assolutamente laico, però sia stato nel panorama in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, sia stato colui che veramente ha indicato la via della diplomazia. È sconsolante pensare che chi dovrebbe occuparsi, della pacificazione si faccia prendere dalle prove muscolari. Cioè, noi, se abbiamo a cuore la vita di quei bimbi, di quelle signore, di quei signori dell'Ucraina e in generale di chi perde la vita, dobbiamo fare in modo che le bombe non ci siano più, punto. E quindi investiamo sulla pace, che è esattamente il sistema per salvare le loro vite e per non complicare quelle dei nostri cittadini. Perché voglio ricordare che noi viviamo un'economia di guerra in questo momento, priva di eventi bellici, in loco, cioè noi non abbiamo le bombe a grappolo sulla testa come i poveri ucraini, ma l'impatto di questa guerra ormai si è esteso a macchia d'olio anche nei nostri territori e ne vediamo gli effetti sull'energia, sui costi delle materie prime, su quello che è il cibo, e che poi pagano sempre gli ultimi, pagano quelli che hanno più difficoltà. Se avete domande poi passo la parola agli assessori. Prego Angela. Grazie.
Buongiorno Presidente. Buongiorno. Sulla cessazione dello stato d'emergenza Covid, al netto di quello che ci dirà poi l'assessore Lanzarini, le volevo chiedere questo: vengono meno i poteri commissariali non solo per firmare ordinanze, come dire, regolatorie sul comportamento delle persone, ma decadono anche tutte quelle procedure semplificate, per esempio per gli acquisti. In questi 2 anni ci siamo abituati a vedere le ULSS e Azienda Zero per prima a fare questo tipo di appalti in tempi relativamente rapidi. È preoccupato per il fatto di rientrare a un regime ordinario? Guarda, io penso una cosa: questo è un paese nel quale si fanno ormai le leggi pensando che tutti quelli che toccano qualcosa abbiano comunque un progetto criminoso, cioè ci sia necessariamente sempre qualcosa da rubare, no? La verità è che, come io ho sempre sostenuto, come lo sostengo anche per altre realtà, pensate al tema delle Olimpiadi o altri temi dei quali vi ho parlato in questi anni. Cioè, noi non possiamo partire sempre dal presupposto che c'è un ladro e quindi tu crei tutte le condizioni perché la macchina si ingessi sempre di più. Lo diceva ricordo Nordio da procuratore quando gli chiesero che cos'è il malaffare, no? la tangente nella pubblica amministrazione. Dice: ma se tu è come avere una serie di porte ad aprire, più ne metti pensando che comunque di rallentare l'avanzata, più ne metti, più invece dai la possibilità a qualcuno di insinuarsi in queste pastoie. Poi ovvio ci sarà una porta che cigola e arriva qualcuno e ci mette una goccia d'olio. Questo è quello che dice. Allora, per dire cosa? Per dire che noi siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto perché abbiamo avuto assolutamente poteri commissariali, se no non l'avremmo fatto. Pensate gli acquisti, pensate, per carità, cioè, poi possiamo discutere di tutto, ma noi avevamo i cittadini senza mascherine, i test, eccetera. Adesso ho letto delle dichiarazioni del ministro Speranza che dice: ma comunque cercheremo di preservare, diciamo, alcune modalità. Io penso che sia doveroso, le gare non le faccio io, cioè gli acquisti non li facciamo noi, cioè noi siamo fuori del tutto da questo mondo, però i nostri dirigenti che si sono adoperati vanno tutelati, ma vanno anche messi nelle condizioni di poter essere ancora operativi, perché la loro controparte è il medico che aspetta il respiratore, è il medico che aspetta presidi diciamo sanitari piuttosto che farmaci innovativi, è il medico che deve sperimentare, che so, delle nuove tecnologie. Quindi io spero vivamente che si approfitti dell'esperienza Covid per semplificare, soprattutto nella sanità, in questa fase assolutamente sì. Cioè, noi non possiamo andare contro, diciamo, questa forza della natura pensa a mani nude, questo no. Quindi auspico che una forma di gestione, diciamo, semplificata in capo diciamo, a quello che sono i burocrati, diciamo, e gli addetti ai lavori ci sia. Cioè, ho voluto studiare questo aspetto, non siamo noi a fare gli acquisti, perché poi al cittadino arriva sempre questa informazione semplificata, no? C'è Zaia, Lanzarin, Bottacin che compra mascherine, cioè, no, noi possiamo dire che mancano le mascherine, poi c'è la legge, prevede che ci sia uno che fa la gara, le compra, eccetera. Altro? Buongiorno Presidente, Ciao. Volevo chiederle 2 cose. Se siamo arrivati a 10.000 rifugiati ucraini ospitati in Veneto e arrivano al ritmo di 500 al giorno in una decina di giorni, augurandoci tutti che ovviamente finisca il prima possibile, però si arriva a 15.000. Volevo chiederle da un lato come cambia rispetto alla sua ordinanza lo scenario di accoglienza quando si arriva, vado a memoria, mi pare che l'altra soglia fosse 14.000, però potrei sbagliarmi. E l'altro aspetto è come stanno procedendo i ragionamenti sull'inserimento lavorativo. Ormai ci sono persone che sono qui da circa un mese e Veneto Lavoro sta già lavorando su questo, per cui... Sì, allora guarda, sull'inserimento lavorativo ad oggi non abbiamo novità, nel senso che c'è sicuramente, siamo attivi, considera che qui c'è un incrocio di domanda e di offerta, e vorrei risottolineare per la milionesima volta che questi signori profughi, ma scrivetelo bene perché vediamo quello che ci scrivono alcuni veneti, pochissimi, cioè, forse io non ho il dono della chiarezza, ma lo ridico per la millesima volta, che tu sia un ucraino o di qualsiasi altra nazionalità, per lavorare devi rispettare le stesse leggi che rispettano tutti gli altri. Non è vera sta fandogna che gli ucraini possono lavorare senza Green Pass e altre menate del genere.
È stato chiesto semplicemente di bypassare il decreto flussi per poterli fare lavorare. Anche qui vuol dire che sostituiscono i veneti? No, ci sono delle attività che i veneti non fanno. Ma non so, io inviterò degli imprenditori, basterebbe che io portassi qui coloro che gestiscono alberghi o ristoranti nelle località balneari, l'unica roba che dicono ormai all'ossessione: non trovo più personale. Tutto qua. Quindi se mai capiterà l'incrocio della domanda e dell'offerta, capiterà per delle attività che ormai sono arrivate all'esaurimento della disponibilità da parte di chi già vive qui stabilmente. E per quanto riguarda le fasi, guarda, la verità è che la fase di passaggio successiva è rappresentata dall'apertura sul fronte dell'ospitalità alberghiera. Adesso c'è questo decreto della protezione DPCM, della protezione, che sta scrivendo la protezione civile, adesso vediamo di capire. Si parla di 152 milioni di euro, si parla dell'Europa che dovrebbe far fronte al tema dei costi, si parla di una piattaforma europea per la registrazione. Secondo me finisce la guerra prima che facciano tutte queste robe, e spero vivamente che sia così, perché se dopo un mese e mezzo ci poniamo il problema della piattaforma europea per registrare i flussi, penso che se andavamo da un ragazzino che faceva un po' di programmazione ce lo faceva in qualche ora sta roba qui. Non è che ci vuole, dobbiamo scomodare insomma dei centri internazionali. Però ecco, noi in questa fase siamo molto attenti anche agli stanziamenti, perché comunque sono costi. Al momento diciamo c'è molto volontariato, però se apriamo sul fronte degli alberghi dobbiamo far fronte ai costi che voi conoscete. Ringrazio i cittadini. Si parla anche di riconoscere un contributo eventualmente ai privati, penso che sia doveroso, se c'è bisogna farlo per tutti. Dopodiché è anche vero una cosa: qualcuno dice ma volontariato, certo, uno può dire rinuncio, uno può dire i miei soldi li doni al fondo generale per l'Ucraina, perché io l'ospitalità la voglio fare come donazione, cioè non è vietato, non è che siamo obbligati a ricevere i 30 euro, però ad oggi è giusto comunque mettere in fila tutti questi fattori. Quindi la prossima fase, Martina, se ci sarà, è rappresentata dall'ospitalità alberghiera. Per il momento abbiamo ancora capacità sul fronte privato e delle associazioni. Considera che dei 400 però stiamo parlando di transiti, cioè non è che si fermano qui 400 persone al giorno. Penso che di 400 se ne fermeranno qui 200 a farla grande. Dei 200 più della metà va da parenti o da conoscenti, perché ripeto, se tu parti dall'Ucraina e arrivi in Veneto hai fatto 2000 km, se sei semplicemente scappato di casa e dalla guerra ti fermi prima, qui ci vengono soprattutto perché hanno parenti o hanno riferimenti. Altro? Filippo. Grazie. Volevo sapere, buongiorno. Volevo sapere, Presidente, se ci sono segnali, novità per quanto riguarda il ristoro della spesa straordinaria, sanitaria straordinaria, che il Veneto ha sostenuto. Se non sbaglio si quantificava in 1,5 miliardi, di cui circa 800 milioni già ristorati dallo Stato e il resto in attesa. Ci aveva detto che insomma avreste sollecitato questo rimborso, volevo sapere se c'era qualcosa. Dopo vi darà un aggiornamento anche l'assessore. E noi stiamo assieme alle altre regioni chiedendo, la nostra è una regione che comunque è messa a dura prova rispetto all'esborso che abbiamo avuto. Altre regioni vanno dichiaratamente in default, in dissesto, nel senso che del bilancio sanitario. Quindi conseguente piano di rientro con la nomina di un commissario, che poi il commissario fondamentalmente sarà il presidente, che diventa commissario di una sanità da risanare. Devo dire che per noi è una cifra importante, considerate che noi siamo gli unici in Italia che non applicano tasse, cioè non applicando l'addizionale IRPEF, se avessimo avuto l'addizionale IRPEF non avremmo avuto neanche il problema addirittura. Dopodiché vorrei ricordare che queste spese, perché detta così un cittadino, ne approfitto della vostra ospitalità, detta così sembra come ha fatto, ha speso 1,5 miliardi, 1,6 miliardi, 1,7 miliardi di Covid, dove li hanno buttati questi soldi? Cioè tutto quello che avete, pensate, su 30 milioni di tamponi, la macchina dei tamponi, le macchine delle vaccinazioni,
abbiamo 1600 dipendenti, le assunzioni, abbiamo assunto veramente una caterva di persone, questo non lo dice mai, anzi potremmo portare anche uno... Prego? 7.500 persone, ma magari un giorno vi portiamo uno specchietto, quello che abbiamo, anche con le professionalità assunte. Perché qua ci si dimentica che noi abbiamo assunto medici, infermieri, OS, cioè abbiamo fatto concorsi, insomma, non vi parlo di tutti i presidi, cioè, io cito sempre un dato, cioè siamo passati dall'azienda ospedaliera che di Padova, Camici, 950 al mese, ve lo dico spesso questo dato, pre-Covid, con il Covid a 4.500 camici al giorno. Voi capite che è cambiato il mondo. Quanti medici vedevate con la mascherina in ospedale prima del Covid? Chirurgo che usciva dalla sala operatoria, quello delle malattie infettive. Cioè, è cambiato il mondo, i presidi costano, e i presidi che sono le mascherine, i camici, e i calzari, tutto quello che sono come si può dire, di alta qualità e hanno dei costi che poi sono quelli che conoscete. Non vi parlo dei farmaci, perché sul fronte farmaci è stato un bagno di sangue e via. Un altro dettaglio, non ho capito bene dove sia finito il malcapitato ospedale del Qatar. No, lo diamo alla protezione civile che poi lo destinerà. Sì, ma adesso fisicamente... È a Schiavoni, è sempre lì? Sì. È in un magazzino dell'ANA, un pezzo, e adesso stanno caricando 7 container sono. Noi ce ne teniamo un pezzo più piccolo, ma la parte grossa ce la doniamo, sono 6.000 metri, quanti metri sono? 4.008. Grazie. Prego. Altro? Sì, io. Buongiorno. Vai Cristina. Allora, il presidente del Friuli Venezia Giulia oggi su un giornale nazionale chiedeva attenzione a livello nazionale perché non si mischino i flussi tra i profughi ucraini e quelli che arrivano dalla rotta balcanica. Questo, intanto cosa ne pensa di questo e se è un problema che tocca anche il Veneto? Ma sì, ad esempio dico che noi abbiamo detto, anzi io mi assumo la responsabilità, ho detto ai direttori che si controllino i documenti, ad esempio nei tamponi, perché anche lì qualcuno che fa il furbo c'è, nel senso che non possiamo, comunque si capisce che qualcuno può avere anche smarrito la carta, cioè il proprio passaporto, però fondamentalmente poi si scopre che qualcheduno che cerca di infilarsi, ma sono casi isolati nei flussi, ci sono. Condivido, qui stiamo parlando di una guerra, stiamo parlando di un'emergenza sancita dal governo con un decreto per l'Ucraina e quindi noi dobbiamo dedicarci a questa emergenza. Se nel legiferare o nel decidere si va a omogeneizzare e a uniformare il comportamento per tutto quello che sono i flussi in ingresso in Italia, regolari o irregolari, capite che il problema diventa un altro tipo di problema. Pensate solo, brutto da dire, ma rende l'idea, la capacità attrattiva che assumiamo se solo in quella parte del mondo che tutti gli anni ci interessa passa l'idea che con la scusa dell'Ucraina può andare in Italia senza nessun problema. E questa è la grande preoccupazione. Sì, anche perché noi siamo il ventre molle dell'Europa, Questa guerra lo ha dimostrato fino in fondo, cioè noi siamo percepiti dall'Europa come il confine, cioè la nostra isola, cioè Lampedusa è il confine italiano, invece è il confine europeo. Forse l'Europa dovrebbe rendersi conto di questo aspetto, cioè che la Sicilia non è l'ultima isola e regione dell'Italia, ma è il confine dell'Europa per quel che ci riguarda dal punto di vista immigratorio. Prego. Bene, passo la parola proprio per contiguità di argomento all'assessore Lanzarin e poi all'assessore Bottacci. E allora noi rientriamo in studio perché abbiamo un break pubblicitario da lanciare, ma restate con noi perché abbiamo tanto di cui parlare, quindi Sharon, a tra poco. A tra poco. Rieccoci, ben ritrovati in diretta, sono le 12:42, noi vi terremo informati e vi terremo compagnia fino alle 13:30 perché abbiamo ancora tante notizie di cronaca, di attualità
stanno arrivando i nostri ospiti. Che però non vi sveliamo. Non vi sveliamo, abbiamo visto la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, che ha fatto il punto della situazione riguardo sia il Covid sia l'accoglienza. Noi adesso però, Sharon, dobbiamo continuare con la cronaca. Sì, con la cronaca nera, Alex, andiamo a Padova perché una tragedia ieri in via del Plebiscito, un'auto ha travolto una mamma col passeggino a perdere la vita, il piccolo Anas di 3 mesi sul posto per noi. Federico Fusetti, vediamo. Sono le prime ore del pomeriggio, una mamma poco più di 30 anni vuole attraversare la strada con il passeggino che ospita Anas 3 mesi, fa fatica a attraversare perché arrivano le macchine, fanno fatica a vederla, infatti in questa seconda corsia l'auto che arriva non vede né la mamma né il passeggino, le travolge entrambi e la tragedia spegne la vita di Anas, soli 3 mesi. Il giorno dopo i padovani la ricordano così questa tragedia, deponendo tanti fiori. Polizia locale e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Nessuna ipotesi per il momento. Non si parla di velocità eccessiva dell'auto o altro, ma di certo questo attraversamento pedonale di via Plebiscito all'incrocio con via Vaiardi è giudicato pericoloso dai residenti. È pericoloso perché in questo incrocio ci sono sempre stati, come si dice, incidenti brutti. Lei attraversa spesso questa... Non tanto spesso. E ha un po' di paura? Insomma, cerco di stare attenta, di vedere come quando non ci sono macchine passo. Che effetto fa una tragedia così? Male. Solamente pensare il bambino è pericoloso, ci vorrebbe uno là, vede? Indosso per rallentare? Esatto. Perché qua è tutto difficile. Lei attraversa qui ogni tanto? Sì, ogni tanto attraverso, ma adesso attraverso in fondo. L'ho sentita ieri sera anche perché deve essere il fratellino di una mia alunna. E lei abita da queste parti? Sì, abito un po' nella zona. Cosa ci dice di questo attraversamento? Credo che l'attenzione ci voglia sempre perché non attraverso mai, non mi fido mai. Se non si fermano non attraverso. Ci vorrebbero delle macchinette, probabilmente di autovelox. Bisogna stare attenti perché la gente viaggia. La famiglia di Anas si è trasferita qui dal Marocco un paio di anni fa. Padre, madre e altri 2 figli. La mamma è rimasta ferita, ma il giorno dopo è già a casa, a poche centinaia di metri. Non se la sente di parlare, è sotto shock. I vicini le tengono compagnia. Il marito cerca di darle sostegno. Alla guida dell'auto un 46enne, anche lui marocchino, tra i primi a prestare i soccorsi. Una coppia di infermieri era proprio sulle strisce. Lei incinta, hanno praticato il massaggio cardiaco al piccolo fino all'arrivo del 118 e una psicologa, anche lei tra i passanti, ha assistito la mamma. Ma per Anas non c'è stato nulla da fare. Ed è stata definita la data dei funerali di Daniel Bianchi, il 25enne di Tombolo, morto folgorato mentre effettuava dei lavori di giardinaggio. Saranno celebrati giovedì 31 marzo alle 15 nella chiesa parrocchiale di Abbazia Pisani i funerali di Daniel Bianchi, il 25enne di Onara di Tombolo, morto lo scorso 16 marzo mentre stava effettuando dei lavori di potatura in un giardino privato di Cartura insieme al fratello Christian. L'ultimo saluto a Daniel a 2 settimane dall'incidente sul lavoro. Nel frattempo è stata eseguita l'autopsia che ha confermato che la morte è stata causata dalla fortissima scarica elettrica che ha colpito il giovane. Daniel insieme al fratello, titolari di una ditta di giardinaggio, stavano potando un albero. Il fratello era sospeso su un cestello elevatore quando all'improvviso si è accorto che stava per toccare un cavo dell'alta tensione. Daniel a terra ha eseguito la richiesta di spegnere il camion, ma è stato colpito dalla scarica elettrica. Il braccio del cestello infatti ha fatto da ponte, così il 25enne è rimasto folgorato. Daniel lascia nel dolore, oltre ai fratelli Manuel e Cristian, anche la mamma Ornella e il papà Claudio. E come vi avevamo detto, noi stamattina siamo saliti in altopiano con Ferdinando Garavello e il collega Andrea Benetti per raccontarvi tutto quello che sta succedendo a Foggia. Ieri, insomma, eravamo sul posto per testimoniarvi di questo pauroso incendio che ha devastato una fetta importante di bosco dell'altopiano. Ecco le immagini che ci arrivano proprio dalla zona. Sono riprese
riprese stamattina le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo che da circa 24 ore imperversano sull'area est del comprensorio montano dell'altopiano di Asiago nel comune di Foza. Le fiamme nella notte hanno ulteriormente allargato il fronte verso ovest, raggiungendo il bivio della contrada Ribenac. Così per tutta la giornata di ieri, anche oggi le squadre a terra dei vigili del fuoco sono state coadiuvate dai veicoli che hanno ripreso i lanci d'acqua. Quindi sul posto chiaramente i pompieri di Asiago e insomma le forze dell'ordine che sono arrivate da Vicenza Schio e dai volontari di Tiene, uomini della protezione civile. Le immagini che ha raccolto per noi, come vi dicevo, il nostro collega Ferdinando Garavello testimoniano, vi raccontano insomma degli elicotteri che stanno facendo e hanno fatto il rifornimento d'acqua per cercare di contenere un incendio che, lo ricordiamo, si è sviluppato e in un'area molto complicata insomma da raggiungere sia per insomma i mezzi che per i soccorsi. E vi faremo vedere il servizio questa sera nel TG Bassano. Intanto Alex, lanciamo un po' di pubblicità? Andiamo ancora in pubblicità perché poi ci raggiungerà un graditissimo ospite per parlare del mondo della scuola, ma abbiamo ancora tanta attualità, cronaca, a fra poco. A tra poco. Bentornati in diretta col nostro Focus TG. Alex, abbiamo visto immagini di incendi sull'altopiano, ma non solo gli incendi possono causare danni irreparabili ai boschi, anche il bostrico, un pericoloso parassita, e dal democratico Giacomo Possamai un appello alla Regione. Quello del bostrico è una vera e propria emergenza per le nostre montagne, rischia di fare molti più danni di quanti non abbia fatto Vaia. La Regione Veneto ha responsabilità pesanti perché per troppo tempo ha rimpallato le competenze, abbiamo assistito a un rimpallo per esempio tra gli assessori in cui non si capiva chi fosse responsabile, in cui gli amministratori locali cercavano risposte e non ne ottenevano, e il risultato è che si è perso tempo. Parola d'ordine: fare presto, è l'appello che Giacomo Possamai rivolge alla Regione. Questo piccolo parassita della famiglia dei coleotteri, il bostrico tipografo dell'abete rosso, ha trovato negli alberi abbattuti da Vaia l'habitat naturale per la riproduzione e adesso rappresenta per i boschi veneti e dell'altopiano dei 7 comuni una minaccia addirittura maggiore del devastante uragano dell'autunno 2018. Il governo ha già stanziato i fondi necessari. Adesso gli amministratori locali si rivolgono alla Regione. Bisogna rincorrere l'emergenza ormai, perché abbiamo appunto aspettato troppo tempo, per cui dall'esbosco agli interventi immediati sui nostri boschi e sulle nostre foreste serve un rapporto diretto con le soprintendenze, perché uno dei temi è per esempio legato alle piste d'esbosco. Serve soprattutto non abbandonare i nostri amministratori locali che sono sul territorio e che ogni giorno si confrontano con questo tema. Il rischio è enorme ed è stato sottovalutato per troppo tempo. Allora noi rientriamo in studio, Sharon, perché ci ha raggiunto finalmente il graditissimo ospite di cui vi abbiamo accennato prima. È con noi Gianni Zen, ex preside fra l'altro del liceo Buona Brocchi. giornata, grazie a voi. A Bassano. Buongiorno preside, adesso gestore dell'istituto Graziani, ma insomma con Gianni Zen possiamo parlare a 360 gradi, Sharon, del mondo della scuola, dei giovani e non solo. Io direi di iniziare subito la nostra chiacchierata con il nostro ospite lanciando il primo servizio, un servizio che riguarda il rientro dei docenti Novax a scuola, un rientro che non sta creando poche polemiche. Poi lo commentiamo insieme. Dal 1° aprile ritornano in servizio il personale docente Novax, ma secondo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione non potranno stare in classe a contatto con gli studenti. Questo significa che non potranno insegnare. Per i dirigenti scolastici si tratta di una questione piuttosto difficile da gestire, visto che dovranno trovare un impiego alternativo a questi docenti che saranno nuovamente stipendiati. È un problema che ci stiamo ponendo in tanti, come in qualità di dirigenti scolastici, perché in realtà non è chiesto di non lavorare a questi docenti o personale ATA, ma di essere adibiti in attività a supporto della didattica. Ma il supporto della didattica senza gli alunni significa in attività sostanzialmente di
progettazione, programmazione, che a fine anno, insomma, lei si renderà conto, aprile e maggio, e di fatto l'anno è finito pochi giorni di giugno, e quindi saranno qui molto probabilmente in segreteria. Ci stiamo ponendo il problema che non è di poco conto, perché in ogni caso, insomma, si tratta di velocissimamente, perché il 1° aprile è alle porte, di trovare una collocazione che non sia, attenzione, un demansionamento, perché questo non è previsto, non è possibile. Si stima che in provincia di Padova siano circa 120 i docenti e circa 50 addetti del personale ATA non vaccinati. La dirigente Concetta Ferrara nel suo plesso, per esempio, dovrà ricollocare almeno 8 docenti. Difficile trovare un impiego amministrativo a fine anno per chi non ha mai fatto questo tipo di attività. La decisione del Ministero viene definita da tutti un controsenso e sta suscitando la rabbia di tutti quei docenti che invece hanno rispettato le regole vaccinandosi fin da subito. Ovviamente questo ha creato molto sconcerto e molto malcontento, proprio perché, insomma, il messaggio che passa non è proprio di quelli là chiarissimi. Insomma, loro hanno fatto 3 dosi, sono stati attenti a tutte le regole, hanno seguito pedissequamente tutti i protocolli, e adesso si vedono in qualche modo scavalcati, ecco, dai colleghi che vengono in segreteria a fare qualcosa. Vengono in segreteria a fare qualcosa. Preside, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, perché ci sono questi problemi organizzativi proprio in vista del ritorno dei docenti Novax dal 1° di aprile, che saranno riammessi in servizio ma non potranno insegnare. Cosa ne pensa? Che è un pasticcio all'italiana, nel senso che la nota ministeriale è del 28 di marzo, il decreto legge è del 24 di marzo. È un pasticcio perché di fatto legittima. Insomma, diciamoci la verità, quelli che hanno deciso di vaccinarsi l'hanno fatto con coscienza e hanno seguito le regole. Quelli che hanno fatto la scelta di non vaccinarsi l'hanno fatto ovviamente in coscienza, va rispettata la scelta, ma sapendo a che cosa andavano incontro. In questo modo cosa succede? Succede che quelli che si sono vaccinati seguendo le regole lavorano, e quelli che non si sono vaccinati dovrebbero essere, più che in segreteria, messi a disposizione per progetti di potenziamento, sostegno, eccetera, però senza essere in presenza con i ragazzi. Quindi paradossalmente quasi quasi un invito a, magari ai pomeriggi, durante i pomeriggi, perché alla mattina ci sono i ragazzi, a tenere a distanza delle lezioni da casa a qualche ragazzo che fosse considerato bisognoso. Ripeto, è un pasticcio all'italiana che credo la scuola non meriti, perché crea di fatto una disuguaglianza tra quelli che prendono lo stipendio lavorando e quelli che prendono lo stipendio di fatto non lavorando. Preside, chi dice vabbè, ma è solo per 2 mesi, poi l'anno scolastico finisce, insomma, cioè chi la butta in, come si suol dire, in caciara un pochino, a questi cosa rispondiamo? Rispondiamo che proprio perché è una cacciara non deve essere presa in considerazione. La scuola è una cosa seria, e noi attraverso i comportamenti a scuola insegniamo ai ragazzi e alle nuove generazioni come ci si deve comportare in società, quindi nel rispetto delle regole che sono per tutti e non solo per alcuni. Preside Alex, io farei qualche minuto di pubblicità perché abbiamo ancora tanti argomenti da affrontare. Assolutamente. Ci vediamo tra poco. A fra poco allora. (13:02), ben ritrovati in diretta con Focus TG, in diretta insieme a un nostro ospite in studio, Gianni Zen, ex preside, lo ricordiamo, del liceo Brocchi a Bassano e adesso gestore dell'istituto Graziani. Sharon. Io parlerei di maturità. Guardare un servizio, poi lo commenterei insieme, perché la maturità sta destando preoccupazione agli studenti. Vediamo che cosa ne pensano i bassanesi. Il ritorno della prova scritta quest'anno vi spaventa? Allora, è da dire che dopo tutti gli anni che abbiamo passato di Covid
È stato difficile soprattutto riprendere un metodo di studio dalla DAD al ritorno in presenza, appunto, e le prove scritte, almeno sotto il mio punto di vista, spaventano perché sono più complicate, bisogna avere una preparazione diversa e se c'è da fare si fa, cioè bisogna impegnarsi e provarci comunque. Che scuola frequenta? ITIS. Dell'esame vi spaventa anche quella che sarà la valutazione poi? In parte. Anche perché abbiamo saputo i crediti, il punteggio delle prove, dove il tema italiano varrà 15 crediti e quello della seconda prova 10, l'orale 25, e mentre i crediti accumulati nel corso degli anni valgono il 50%. Insomma, il 100 è un miraggio? Speriamo, cioè basta uscire. Studenti rassegnati allo scritto, con alle spalle lunghi mesi di DAD e molte incertezze, ben diverso il pensiero degli adulti. Mi sembra che sia una cosa positiva, perché siamo un po' lassisti ultimamente con le scuole. Io sarei un po' più per il metodo tradizionale. E io penso che è giusto, insomma, uno deve essere maturo un po' in tutti i campi. Ecco. No, essendoci stato il Covid, qualcuno dice per 2 anni. Sono stati penalizzati giustamente, però terranno conto anche di questo. Ma la prova scritta è importante. Io penso che possa essere una buona integrazione di quello che è la valutazione della preparazione, se possiamo dire, di questi ragazzi. Per me è molto importante la prova scritta, perché anche il ragazzo espone quello che ha e quello che sa fare. È molto importante. E forse questo è il bello della prova scritta, il fatto di viverla tutti insieme. Sì, e infatti per questo dicevo, perché stando ognuno per le loro case, stando chiusi, non si sono più confrontati. Meglio secondo me, sì. C'è bisogno un attimo di ritornare agli standard di prima, del lockdown, del Covid, di tutta questa situazione di emergenza. Ascolti, lei ha fatto l'esame di maturità, immagino? Sì, l'ho fatto. Che ricordo ha? Ma è un bel ricordo, è un bel momento alla fine, sì. Preside, abbiamo sentito la voce dei bassanesi, ma lo chiedo a lei, quanto è importante una prova scritta nell'esame di maturità? Questa domanda dovremmo poi spiegarla ai ragazzi, perché i ragazzi che hanno protestato non sono consapevoli di che cosa significa questa stessa domanda, perché le competenze che vengono richieste tra un orale e uno scritto in realtà sono diverse. Per cui io ho fatto presidente di commissioni in questi ultimi 2 anni e c'era solo l'orale. Devo dire che ero imbarazzato, perché un'oretta che doveva concludere un percorso di studi superiori non è una cosa seria. Se si vuole tenere l'esame o lo si fa seriamente, altrimenti è meglio cancellarlo e farle una semplice certificazione finale. Mentre se l'esame si vuole tenere, deve essere fatto in modo serio. Serio significa aiutando i ragazzi a comprendere il valore di una prova che sia conclusiva di un percorso di studi e proprio perché conclusiva, orientante verso la scelta del dopo lavoro, ITS o università. Io credo che i ragazzi vanno aiutati e in questo percorso di aiuto i genitori e i docenti devono dare una mano senza lasciare il passo a quelle che sono logiche che ho sentito anche qui definite lassiste. Non è che facilitando gli esami noi diamo una mano ai ragazzi, in realtà non li stiamo aiutando, ma stiamo falsando la loro percezione della realtà. Per cui gli scritti sono diversi dall'orale e sono degli strumenti attraverso i quali i ragazzi devono percepire quello che è il percorso di maturazione che hanno fatto nei 5 anni di superiori. Sharon, io però vedo che noi non ci facciamo mancare niente, perché abbiamo in collegamento un altro ospite per, diciamo, integrare e intervenire su questa discussione. Di chi si tratta, Sharon? Del dottor Marco Pagliai, psicoterapeuta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, chiedo anche a lei, dottore, stiamo parlando appunto con il preside della prova di maturità e dell'ansia che crea ai ragazzi. Lo chiedo a lei appunto perché è dottore psicoterapeuta, come i ragazzi possono affrontare un esame di maturità con meno ansia di quella che hanno dimostrato?
Allora, l'ansia è una reazione fisiologica, una reazione naturale e normale. È giusto che provino anche ansia nel momento in cui devono affrontare un esame, anche perché non dobbiamo immaginarla solo come qualcosa che, come dire, crea difficoltà e crea problemi. L'ansia è quello che permette allo studente di arrivare più preparato proprio perché preoccupato di quello che deve andare a fare. I problemi nascono quando l'ansia supera un certo limite, quindi quando questa diventa troppo importante, quindi diventa invalidante, diventa qualcosa che limita nella prestazione, nella performance. Il modo migliore per affrontare l'ansia è quella di concedersi anche la possibilità di essere preoccupati e quindi in questo modo poterla gestire facendosela diventare amica. Ecco, Preside, lei che è stato per tanti anni, insomma, a stretto contatto con i giovani, insomma, sentendo anche quello che ha detto adesso il professor Pagliai, secondo lei la situazione attuale, al di là, insomma, della DAD e di tutto, ma fra l'emergenza Covid, i 2 anni di poca socialità e adesso che sembrava poter tornare quella normalità che tanto ci manca, la guerra, altre preoccupazioni, la crisi economica, eccetera, eccetera, tutto questo, secondo lei, in che modo va a incidere o ha inciso sulla crescita e anche sull'equilibrio, sulla serenità dei ragazzi? E quello che ha detto appena adesso il dottor Pagliari sono, come ha detto, cose importanti che condivido al 100%. Il discorso è che dal punto di vista delle giovani generazioni la domanda sul futuro possibile oggi è pieno di incognite, per cui tutto questo ha creato insicurezza. L'insicurezza, ovviamente, noi dobbiamo pensare che abbiamo delle giovani generazioni di adolescenti e gli adolescenti vanno aiutati a trovare un equilibrio, perché non esiste un mondo senza come dire, una qualche insicurezza. La vita ci ha offerto attraverso la pandemia la possibilità di percepire che la sicurezza della salute al 100% non esiste per nessuno. Per cui la vita è un rischio che deve essere meditato e pensato, e le scelte che le giovani generazioni si trovano ad affrontare comunque rappresentano dei rischi. Pensiamo ai ragazzi che sono in difficoltà, cosiddetta dispersione scolastica, ma anche la dispersione universitaria. Vi dico un dato: ingegneria gestionale a Vicenza in un anno iscritti in prima università erano 600, al secondo anno sono diventati 400 e si sono laureati in 200. Io non penso solo ai 200 che sono arrivati in fondo, penso ai 400 che in qualche modo avevano proiettato in questa scelta il loro senso del rischio, detta anche la speranza del loro futuro, e poi si sono trovati a misurarsi con delle difficoltà. Noi dobbiamo aiutare i ragazzi a trovare un senso dell'equilibrio, quello che il dottore chiamava ansia amica. Credo sia importante il ruolo degli adulti e degli educatori e degli insegnanti, oltre che della famiglia. Certo, a proposito di equilibrio, tornerei dal dottor Pagliai. È una generazione che è stata 2 anni chiusa in lockdown, in pandemia, DAD, ora guerra in Ucraina, incertezza. Che tipo di generazione sarà questa tra 10 anni? È molto difficile rispondere a questa domanda perché come dire, è una previsione. Chi l'avrebbe detto che saremmo stati in pandemia? Chi l'avrebbe detto che proprio adesso, nel momento in cui insomma, si incominciava anche a intravedere qualche spiraglio, no? Oltre le difficoltà create dal coronavirus, ci fosse una guerra qui in Europa. Quindi sono tutti fenomeni che non siamo in grado oggi di prevedere, poi di prevedere su 10 anni cosa porteranno. Quello che è però importante, vorrei sottolineare, è che
tutto questo che i ragazzi e noi stessi stiamo vivendo, no? Quindi tutto quello che è legato alla preoccupazione per il coronavirus e poi per la guerra oggi, è qualcosa che ci porta a sperimentare ansia, ma più che ansia, angoscia. L'angoscia è qualcosa di peggiore rispetto all'ansia, perché se è vero che nei confronti dell'ansia io posso utilizzare dei rimedi, allora banalmente se sono preoccupato per un esame che devo fare, mi preparo, posso studiare. Nell'angoscia questo non è permesso, perché nei confronti della guerra, nei confronti del coronavirus ci sono degli elementi che non sono sotto il nostro controllo e quindi l'effetto è qualcosa di molto peggiore, è qualcosa di non solo, come dire, di spaventoso, ma proprio di fisiologico, è qualcosa che attiva una risposta più paleoencefalica, no? Quindi con un effetto a livello anche somatico e depressivo. Certo. E quindi questo è quello che i giovani, ma non solo loro, si ritrovano a vivere, a sperimentare. Alex, ringraziamo il dottor Pagliai per essere stato qui con grazie noi. al dottor Torni Marco presto. Pagliai per il suo intervento. La rivogliamo ospite presto, come dice anche Sharon, quindi a presto dottore. E dobbiamo anche liberare, tra virgolette, il nostro ospite qui in studio, perché insomma, sebbene un po' in pensione, ma il preside del liceo Brocchi, l'ex preside del liceo Brocchi Gianni Zen, ci ha detto che insomma lui è andato in pensione non per smettere di lavorare, ma per fare ancora tante altre cose. Prima di salutarci però, preside, una valutazione, un commento sul concorso docenti che insomma c'è stato proprio in queste ore. 90% dei professori bocciati, la prima prova del tanto atteso bando ordinario per la scuola secondaria ha mietuto vittime, utilizziamo questo termine nel massimo rispetto di quello che è insomma la situazione attuale. In migliaia non hanno superato lo sbarramento, malcontento sui social. Che cosa è successo? Il tema del concorso ha riempito, come dire, le cronache delle persone, degli addetti ai lavori, tutti i giovani docenti con tanti punti interrogativi. Questi filtri introduttivi servono ancora. Volete sapere quello che ne penso da vecchio preside? Non servono più, nel senso che è bene che i ragazzi giovani siano avvicinati all'insegnamento attraverso quella che è la responsabilità diretta delle scuole, non più attraverso degli concorsi omnibus fondati sulle crocette, su nozionismi e che mettono in difficoltà alcune forme di intelligenza, perché non siamo tutti adatti ad esempio, se io dovessi affrontare un concorso oggi pensando a una logica nozionistica delle crocette di rispondi esatto, mi troverei in difficoltà perché io ho una memoria più concettuale che fotografica. Certo. È evidente che i docenti vanno messi alla prova attraverso dei percorsi che li avvicinino all'insegnamento con delle prove che devono essere fatte da chi vive la scuola dal di dentro e non più una logica sistemica come oggi. Per cui dispiace vedere tanti ragazzi che vanno a scontrarsi con questo filtro d'ingresso che è deprimente rispetto alle loro speranze di entrare nel mondo della scuola. Dispiace un mondo e per questo dico basta con questi concorsi ordinari, perché non sono funzionali ai docenti che vogliamo oggi in classe con i ragazzi. Preside, ci salutiamo col sorriso, un aneddoto velocissimo della sua maturità. Della mia maturità? Sì. Ma, lei mi chiede una maturità nei tempi molto andati. Un ricordo. È il semplice ricordo del fatto, adesso lo posso confessare, io ero bravetto a scrivere e ricordo che feci a un mio compagno che era in difficoltà nel famoso tema di italiano
insomma gli feci il compito di italiano. Posso dirlo dopo così tanti anni? No, ma ci fa piacere che qui da noi si confidano e si confessano un po' tutti. Qualche giorno fa il sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, ha detto di aver copiato, passato, suggerito durante l'esame di maturità. Adesso il preside Gianni Zen ci dice che appunto ha fatto lui il compito al posto di un altro. Chissà cosa scopriremo con i prossimi ospiti. Allora io intanto ringrazio a nome mio e chiaramente anche di Sharon, il preside Gianni Zen, per essere stato in nostra compagnia. Noi adesso apriamo velocemente la pagina che riguarda la sanità e ci spostiamo nell'ULSS 7 Pedemontana per segnalare un altro caso, insomma, di problemi legati alle lunghe liste d'attesa, ma anche agli spostamenti per appunto effettuare le visite. Sentite cosa ci racconta questo paziente oncologico. Un tumore alla prostata, un 69enne malato oncologico che, come ci racconta lui stesso, ha dovuto accettare di prenotare privatamente la visita di controllo al San Bassiano perché i tempi d'attesa erano troppo lunghi e lui voleva mettersi l'anima in pace. Ecco cosa hanno risposto dall'ospedale di Bassano al signor Paolo quando ha chiamato per prenotare la visita. Io posso solo dirgli di prenotarlo a pagamento. Una scelta, quella di rivolgersi alla sanità privata, dettata dalla situazione in cui versa la sanità pubblica nell'ULSS 7? 99 su 100 l'ho fatto per quello, perché i tempi d'attesa sono lunghi e so che i tempi d'attesa, se le facevo, sono di 60 giorni, 90 eccetera, e tirano lunga. Allora, quella l'ho fatta privatamente, mi sono messo, visto che aveva un tumore, che mi hanno operato di tumore, ho detto almeno mi metto con l'anima in pace. Attese ben oltre le indicazioni riportate dal medico, anche per l'ecoaddome. La visita l'ho fatta privatamente e lì non ci piove perché non sono stato neanche a fare la visita perché sapevo. L'ecoaddome però l'ho prenotato a settembre. Siccome l'ecoaddome l'ho prenotato a settembre e adesso siamo a marzo, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, sono passati 6 mesi. 6 mesi e il signor Paolo, paziente oncologico, è ancora in attesa. Penso che adesso con la nuova struttura qua, la nuova direzione, ho sentito che c'è un casino di gente, vabbè, anche il discorso del Covid, però se ti fanno a pagamento te la fanno subito. Ancora una segnalazione e oramai siamo arrivati ad averne così tante da chiedere con sempre maggiore insistenza risposte chiare alle istituzioni e a chi gestisce la sanità del territorio. Risposte per i cittadini che a oggi continuano ad aspettare. Torniamo a parlare di Covid perché sono sempre più alti i numeri tra gli adolescenti e la causa è la contagiosità della variante Omicron 2. Settimana alle spalle che ha registrato un boom di contagi nelle classi scolastiche. Sotto osservazione sono state circa 500 e un centinaio in quarantena nel territorio di competenza dell'ULSS 8. Questa percentuale, aumentata percentuale di positivi, si riflette tanto sulle minori, sull'età sotto i 18 anni, costringendo appunto di nuovo le scuole, il nucleo Covid a un bel lavoro di reset. Ad essere più colpite le classi degli adolescenti, medie e superiori. È la socialità, veniamo da 2 anni molto faticosi che hanno impattato soprattutto sull'età pediatrica e giovanile, certo anche su noi adulti, ma tanto sull'età dei più giovani, per cui c'è tanta voglia di socialità, di riprendere le relazioni come è giusto, forse incide anche questo. Non solo, ad incidere sulla diffusione è anche la contagiosità della variante Omicron 2 alla vigilia dell'allentamento delle misure anti-Covid. Ha un'alta contagiosità sicuramente, chiaramente una pericolosità diversa. Ricordo che è appena scaduto l'anniversario dei 2 anni dei primi casi di Covid in Italia, anche fra noi operatori sanitari, senz'altro la morbidità e la gravità della malattia è molto diversa, molto attenuata. E noi adesso rientriamo in studio per portarvi a Padova, o meglio al mercato agroalimentare, perché Sharon, insomma, non ci siamo
di certo dimenticati dei problemi che ci segnalate ogni giorno di rincari di materie prime sempre più appunto costose. Vediamo come i venti di guerra e appunto i rincari hanno inciso sulla vita dei padovani. Siamo tornati al MAP, il mercato agroalimentare di Padova, per capire come la guerra che coinvolge l'Ucraina e la Russia stia incidendo sulla compravendita che quotidianamente qua al mercato di Padova avviene. Siamo col presidente del MAP, Maurizio Saia. Come sta andando? Beh, sicuramente subiamo anche noi un'influenza abbastanza pesante, non pesantissima ma pesante, perché sappiamo che frutta e verdura, anche se c'è un calo dei consumi, della fiducia dei consumatori in Italia nell'ultima settimana, negli ultimi 15 giorni, poi alla fine bisogna mangiare, e la frutta e la verdura, abbiamo visto anche durante la pandemia, è quella che tiene di più come vendita e quindi come acquisizione da parte dei consumatori. Però noi siamo il primo mercato italiano di import-export di frutta e verdura, il quarto, quinto a livello globale, generale in Italia, e quindi siamo i primi a subirne le conseguenze. Noi vendevamo diversi bilici a settimana all'Ucraina, perché l'Ucraina d'inverno, avendo molto freddo, comprava la quarta gamma, cioè le insalatine già confezionate, di cui noi siamo molto forti anche come zona, il territorio veneto e il padovano in particolare, e improvvisamente ovviamente un mese fa si sono bloccate. Questo sicuramente ha inciso in termini pesanti, ma in generale il meccanismo sta colpendo tutto il sistema planetario dei consumi, e quindi lo subiamo in generale questo. Quindi sicuramente è una flessione minore rispetto ad altri settori, ripeto, per il motivo principale che dicevo, e cioè che bisogna consumare frutta e verdura, però effettivamente si sta sentendo. Ricordiamo che noi abbiamo già subito 6-7 anni fa, con le prime sanzioni contro la Russia, la possibilità di non vendere più ai russi, e questo costò allora già circa 100 milioni di fatturato all'anno. Allora si faceva $500 miliardi di fatturato qui dentro, adesso siamo poco sopra i 400. Voi state anche allestendo un centro di raccolta, giusto? Sì. Ringraziando il console onorario Toson, che ci ha chiesto un punto di appoggio, ha ritrovato nelle 3 Venezie diversi punti d'appoggio, so che c'è la Udine, so che c'è la Verona, a Padova presso la Protezione Civile, che abbiamo una sede notoriamente tra le migliori e più belle d'Italia, ma ha voluto farlo anche qui perché comunque partono anche da qua aiuti, e abbiamo dotato un capannone per deposito veloce delle merci, e quindi non solo frutta e verdura ma altre merci che porta l'associazione Hope del console, organizzata dal console onorario, e anche degli uffici, quindi stiamo dando una mano anche in quel senso. Oltretutto anche la disponibilità dei grossisti a offrire ovviamente frutta e verdura anche per le spedizioni che avvengono nei campi di raccolta fuori dall'Ucraina, ovviamente, perché dentro si sa che è complicato entrarci. E ora ci spostiamo ad est, dove c'è stata un'importante scoperta archeologica. Durante i lavori di Acque Venete è riafforata una strada di epoca romana. Una strada paleoveneta ben conservata nonostante i secoli e i numerosi lavori di fognatura che si sono susseguiti. Che il territorio estense fosse ricco di reperti archeologici risalenti ai Veneti antichi era cosa risaputa, ma con questa nuova scoperta si conferma tale, ci racconta di un luogo punto di passaggio di questa civiltà di epoca preromana. Ad est, all'incrocio tra via Settabile e via 25 aprile, durante gli scavi di un cantiere per la rete idrica fognaria, è riemersa una parte di una strada protostorica. Prima di tutto che la strada è stata rinvenuta nonostante lavori di fognatura degli anni 70 avessero intaccato già a quel tempo le strutture. Infatti la fortuna è stata che la strada protostorica rinvenuta da gennaio, nel mese di gennaio scorso, si era in pratica conservata sotto le tubature alle condutture dei lavori precedenti. Quel che è apparso chiaro fin da subito agli esperti della Soprintendenza dei Beni Archeologici è che quel tratto nei secoli è sempre stato un punto di passaggio, e ancora oggi via Settabile segue per alcuni tratti lo stesso orientamento della strada antica.
Il sito, una volta rinvenuta la strada, viene messa in sicurezza con la copertura di tessuto, geotessuto, e a distanza dalla conduttura nuova della fognatura, dell'impianto fognario, e poi viene tutto richiuso ovviamente. E viene fatta la documentazione ad opera della ditta archeologica che sta seguendo lo scavo e consegnata alla soprintendenza. Lungo la strada sono stati rinvenuti tratti di blocchi di trachite o di scaglie euganea che appartenevano alle fondazioni di edifici che si affacciavano lungo la via. Come si vede dalle foto, inoltre ci sono anche dei punti più scuri, ricchi di carbone, interpretabili come resti di ambienti dove avvenivano attività artigianali. Sharon, ricorderai, abbiamo parlato qualche giorno fa degli 800 anni di questo importante anniversario per l'Università di Padova, e adesso verrà realizzata una moneta celebrativa. Vediamo. 800° dell'Università di Padova, questo è il nome della nuova moneta dedicata all'anniversario dell'Ateneo. La moneta, normalmente acquistabile solo sul sito web dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sarà in via straordinaria disponibile alla vendita al pubblico venerdì 1 aprile dalle 11 alle 17 in Sala dei 40. L'occasione è il convegno a Palazzo Bo alla presenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, che riceverà dall'Università e dall'Associazione Alumni Università degli Studi di Padova il premio Alumnus of the Year. Si tratta del più alto riconoscimento conferito dall'associazione ad un laureato nell'Ateneo Patavino per il contributo e l'impatto dati nel testimoniare i valori dell'università e per aver rappresentato nel proprio percorso personale e professionale la Patavina Libertas. Alex, ti direi che oggi il TG Focus finisce qui? Eh sì, mancano pochi secondi alle 13:30, giusto il tempo di ringraziare dalla regia Fabio Berin, ringraziare tutto il coordinamento, ringraziare voi che sempre più numerosi ci seguite con affetto tutti i giorni, e l'appuntamento a questo punto a domani. A domani. Buongiorno.